La Procura della Repubblica di Agrigento, tramite i carabinieri della Compagnia della Città dei Templi, capitanati dal maggiore Marco La Rovere, ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari coordinate dal procuratore Patronaggio e dall'aggiunto Salvatore Vella a carico di Domenico 40, 49 anni, già alla ribalta della cronaca per essere stato denunciato dai carabinieri quale presunto responsabile del recente raid vandalico alla Scala dei Turchi. Nell'avviso invece si contestano a 40 altri 6 danneggiamenti perpetuati dal 2020 al 2021 e le ipotesi di reato di danneggiamento, danneggiamento a seguito di incendio e porto di armi o oggetti atti ad offendere. Si tratta dell'incendio al portone di ingresso del municipio di Favara il 2 dicembre del 2020, le scritte e i disegni il 22 dicembre del 2020 fra muretto e ingresso della casa natale Luigi Pirandello in Contrada Caos ad Agrigento, la distruzione dei vasi di ceramica il 1 gennaio del 2021 lungo il viale delle Dune a San Leone, il danneggiamento con vernice rossa sulla Marna di Punta Bianca il 1 agosto del 2021 e poi le scritte sul muro di cinta del carcere Pasquale Di Lorenzo in Contrada Petrusa e il danneggiamento di un portone di ingresso alla sede distaccata del comune di Favara.